Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Pioggia di richieste di affidamento per Giacinta, la piccola migrante, unica superstite del naufragio nel canale di Sicilia. Intanto se ne prendono cura i volontari della Croce Rossa. Indagati per falsa testimonianza il vescovo di Piazza Armerina, Gisana e il suo vicario. Per la procura di Enna avrebbero coperto Don Rugolo, condannato per violenze sessuali su minori. Lo sciopero dei metalmeccanici a Palermo, la protesta dei lavoratori sarà un Natale di preoccupazione. Nel degrado il distallatore di Porto Empedocle è costato milioni di euro, l'opera è abbandonata da 12 anni. Cambia durante le feste il calendario per la raccolta dei rifiuti al centro di Catania. L'appello di Gemma ai cittadini: chiediamo uno sforzo in nome del decoro. Concerti, musical, mercatini, spettacoli di danza in quasi tutti i quartieri. Presentati il programma degli eventi natalizi a Catania. Librino si illumina di notte con la Porta della Bellezza. Calcio, Catania domani in campo al Massimino contro il Potenza. Per puntare alla svolta toscano dobbiamo sapere gestire la pressione. Pioggia di richieste di affido per la piccola migrante salvata dalle onde nel canale di Sicilia. Intanto è stata affidata alle cure dei volontari della Croce Rossa. Maglio Viola. Nuovo interrogatorio per l'equipaggio del Trotamar III, l'imbarcazione della ONG Compass Collective che 2 giorni fa avrebbe salvato una bambina di 11 anni, unica superstite di un naufragio fantasma. Gli inquirenti vogliono capire come sia stato possibile che la piccola sia sopravvissuta alcuni giorni in mare fra le onde, aggrappata a 2 camere d'aria e senza risultare gravemente ipotermica. Secondo gli investigatori la bambina, che era in stato confusionale, potrebbe essersi sbagliata sul tempo trascorso dal naufragio al salvataggio proprio perché sotto shock. La piccola adesso comunque sta meglio, è stata trasferita da Lampedusa e affidata alla Croce Rossa. Siamo stati raggiunti da tantissime richieste per l'affido, per prendersi cura di lei, una grande solidarietà. Naturalmente a tutti abbiamo risposto che la decisione spetta alle autorità giurisdizionali e ai servizi sociali, ma davvero questo abbraccio ha cercato un po' di riscaldare il cuore di una bambina che ha vissuto un trauma che probabilmente non dimenticherà mai più. Intanto la Louise Michel, la ex motovedetta francese diventata nave umanitaria della ONG finanziata dall'artista Baschi, fa sapere di aver terminato il salvataggio di 35 persone dopo aver cercato nel corso della giornata di ieri altre 2 imbarcazioni. Nella posizione della seconda barca è stato trovato soltanto un natante vuoto ancora in fiamme. Infine la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, annuncia di lasciare il Mediterraneo centrale per colpa di leggi assurde e insensate, dal decreto Piantedosi del gennaio 2023 al suo inasprimento del dicembre 24, scrivono in un comunicato dalla ONG. Il vescovo di Piazza Armerina, Gisana e il suo vicario sono indagati per falsa testimonianza. Per la procura di Enna avrebbero coperto Don Rugolo, il sacerdote condannato per violenze sessuali su minori. Gerry Italia. Il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, è ufficialmente indagato per falsa testimonianza insieme al vicario giudiziale Vincenzo Murgano. L'indagine, chiusa nei giorni scorsi dalla procura di Enna, si concentra su presunte dichiarazioni mendaci rilasciate durante il processo che ha portato alla condanna del sacerdote Giuseppe Rugolo a 4 anni e 6 mesi per violenze sessuali su minori. Secondo i giudici, Gisana avrebbe omesso di adottare misure a tutela delle vittime, contribuendo così a facilitare l'attività predatoria di Rugolo, già segnalato in passato. Come riportato oggi da Repubblica Palermo, l'accusa sostiene che il vescovo, anziché agire, avrebbe cercato di insabbiare la vicenda, come emerge da un'intercettazione. Il problema non è solo tuo, il problema è anche mio, perché io ho insabbiato questa storia. La difesa però respinge ogni accusa, definendo l'intercettazione una frase decontestualizzata. Anche Papa Francesco aveva espresso il suo sostegno al vescovo, definendolo giusto e vittima di calunnie. È soddisfatto dell'azione della procura invece Antonio Messina, il giovane archeologo che ha denunciato Rugolo dopo 12 anni di silenzio, anche se non nasconde una punta di amarezza. Una denuncia che ho fatto con profondo senso di giustizia,
e di dovere, dopo che il Tribunale di Enna non aveva trasmesso gli atti alla Procura per la falsa testimonianza resa in aula dal Vescovo Rosario Gisana e da Monsignor Vincenzo Murgano, attuale parroco della Chiesa Madre di Enna. Intanto la comunità locale è divisa. A Enna è nato un comitato dei cittadini che chiede le dimissioni di Gisana, mentre il processo civile chiama la Curia a risarcire le vittime. Adesso il Vescovo e il suo collaboratore hanno 30 giorni per presentare memorie o chiedere interrogatori, una vicenda che scuote profondamente la Chiesa siciliana. Che possa finalmente farsi pulizia dentro la Chiesa e che a questa bruttissima storia possa essere scritta la parola fine. Lo dicono i rappresentanti del movimento Non accetto prediche da chi copre un abuso, un gruppo di cattolici che ha inscenato una serie di flash mob nel corso dei quali abbandonavano la messa per proteste. Il movimento torna a chiedere al vescovo di fare un passo indietro. Lasci questa diocesi, dicono, ormai il re è nudo. Il Tribunale di Catania ha archiviato la posizione di 5 indagati della SAC, la società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa, nell'inchiesta sull'incendio divampato il 13 luglio del 2023 nel Terminal A e che causò la chiusura dello scalo e ingenti disagi ai passeggeri. Secondo la giudice non è emersa nei confronti degli indagati una condotta colposa. L'archiviazione riguarda fra gli altri l'amministratore Nico Torrisi. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato 14 condanne e una assoluzione in una delle tranche del processo ai cosiddetti spaccaossa in trasferta, accusati di orchestrare falsi incidenti stradali per truffare le compagnie di assicurazioni. I membri del gruppo reclutavano persone disposte a farsi fratturare braccia e gambe in cambio di una parte degli indennizi, alimentando così il sistema criminale. Unica assolta Giuseppe Messina, che aveva avuto 2 anni e 8 mesi per riciclaggio. E adesso ci spostiamo a Porto Empedocle nell'Agrigentino per mostrarvi le condizioni in cui versa il dissalatore, costato milioni di euro e abbandonato da oltre 12 anni. Se fosse stata effettuata l'ordinaria manutenzione, il dissalatore a Porto Empedocle, sospeso nel 2012, sarebbe stato subito riattivabile e si sarebbe attenuata e di tanto la crisi idrica devastante in corso da oltre 9 mesi. E invece no. L'impianto è stato abbandonato in balia delle intemperie dei vandali, degradato e saccheggiato. È una testimonianza di grave mancanza di responsabilità da parte delle istituzioni preposte a fronte dei milioni di euro che sono stati spesi per installare a suo tempo il dissalatore. Attualmente il cancello d'ingresso è aperto, hanno forzato il lucchetto. Chiunque può entrare come siamo entrati noi, indisturbati, anche perché non c'è nessuna vigilanza. Ovunque vi sono sterpaglie, ferri arrugginiti, cabine elettriche divelte, capannoni che potrebbero crollare giù da un momento all'altro. La regione siciliana ha preferito non intervenire, non attivarlo perché i costi sarebbero stati esosi. La cabina di regia nazionale, dopo un recente sopralluogo, ha ritenuto la vecchia struttura non idonea al ripristino. Adesso la cabina di regia nazionale per l'emergenza idrica, sollecitata dal governo Schifani, ha previsto un dissalatore mobile nella stessa zona in grado, entro la prossima estate, di immettere nella rete idrica circa 100 litri di acqua al secondo. Bisognerà però avviare a ristrutturazione la rete idrica con la Brodo, attraverso cui si perde il 50% dell'acqua immessa. Il dissalatore quindi non sarebbe ancora sufficiente a garantire agli agrigentini una distribuzione idrica accettabile. C'è stato oggi il tavolo al Ministero sulle 2 stabilimenti Eni Versalis in Sicilia. Vediamo cosa è venuto fuori con Maglio Viola. Chiudono gli impianti Eni Versalis di Priolo e di Ragusa. Lo stop era annunciato, ma adesso è diventato una certezza ufficiale. Ma al tempo stesso è in preparazione un cronoprogramma per la riconversione e il salvataggio dei dipendenti. Incontro in chiaroscuro quello di oggi al Ministero del Made in Italy, dove si è tenuto il tavolo sugli impianti Eni in Sicilia. Per quanto riguarda la riconversione, maggiori certezze per lo stabilimento di Priolo, con 432 dipendenti, che nei piani dei manager dell'Eni sarà riconvertito in una bioraffineria al punto da prevedere investimenti tra gli 800 e i 900 milioni di euro. Più fosco il futuro dell'impianto di Ragusa, con indotto a 132 dipendenti, per il quale si pensa a un cambio totale di destinazione d'uso per trasformarlo in un centro di eccellenza per le tecnologie. Preoccupazione è stata espressa dai sindacati prima che la riunione fosse aggiornata per approfondimenti tecnici. La priorità è salvaguardare i livelli occupazionali, diretti e indiretti, e assicurare che il processo di trasformazione industriale possa avvenire nel rispetto delle esigenze di tutti
tutti gli attori coinvolti, dalle imprese ai lavoratori, dice l'assessore alle attività produttive Edita Maio, che ha rappresentato la regione al tavolo. Siamo fiduciosi, conclude, che il dialogo aperto tra istituzioni, sindacati ed ENI possa portare risultati concreti e sostenibili. Festività natalizie, cambia il calendario per la raccolta dei rifiuti a Catania. Ci spiega tutto Tonino De Mana. Un servizio di raccolta più efficiente per una città più pulita. Non è la lettera di Gema a Babbo Natale, ma un appello di Gema ai catanesi affinché il centro storico e non solo conservino un aspetto decoroso per le festività natalizie. Giocata Anticipo, la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'800, e lo fa informando i residenti sulla variazione degli orari di esposizione della frazione prevista solo nelle giornate di martedì 24 e 31 dicembre. Chiediamo questo sforzo per garantire il maggior decoro in quelle due giornate, proprio perché il servizio verrà anticipato alle 18. Parliamo in particolare dell'area che attualmente è servita dal porta a porta nel turno notturno, serale notturno, che è l'area compresa tra Picanello, via Caronda, viale Africa e piazza Giovanni XXIII, Corso dei Martiri della Libertà. Questi utenti in queste due giornate dovranno anticipare l'esposizione entro le ore 18. L'appello di Gema ai catanesi. Assolutamente chiediamo il massimo della collaborazione e il massimo del rispetto delle regole, lo ripetiamo, quindi è necessario esporre solo la frazione prevista da calendario. Previste una campagna di volantinaggio ed un'altra sui social attraverso Facebook ed Instagram. Le sere del 25 dicembre e del 1 gennaio l'esposizione dei rifiuti avverrà regolarmente come da calendario. Infine, i 3 centri comunali di raccolta di Picanello, Borgosanzio e Cairoli effettueranno un'apertura straordinaria domenica 22 dicembre dalle 9 alle 13. Presentato a Palazzo degli Elefanti, il Natale catanese, il cartellone riguarderà quasi tutti i quartieri. Concerti, musical, mercatini, notti bianche, spettacoli danzanti. Il Natale illumina Catania con oltre 60 eventi che si svolgeranno fino al prossimo 6 gennaio su tutto il territorio comunale, dal centro storico alle periferie. Credo un solo quartiere che sia rimasto sguarnito proprio perché desideriamo che la gente sia non solo orgogliosa di questo Natale, ma che lo possa vivere anche vicino alle proprie abitazioni, coinvolgendo i propri familiari e dando quindi un senso a questo bisogno che abbiamo tutti quanti di stringerci attorno alle persone a cui vogliamo bene. Tante le iniziative natalizie presentate questa mattina a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Trantino, che riguarderanno non solo le principali piazze, ma anche le chiese e il Castello Ursino, e che saranno una fonte di attrazione per i tanti turisti presenti in città. Già fin da domani, con la Notte Bianca, voluta fortemente dalla 7ª Commissione consigliare da Presidente Giovanni Manni, consentirà ai nostri concittadini di fruire fino a tarda sera di negozi aperti, di teatri a €1 e di tutta quanta una serie di opportunità. Un Natale che sarà all'insegna della mobilità sostenibile, con navette e più corse della metropolitana. Camminando a piedi invece avremo la possibilità di goderci ogni singolo angolo, perché in ogni singolo angolo c'è un'emozione da raccogliere. Ancora incerto il programma del Capodanno. Se si fa questo Capodanno, come io credo, sarà su Catania, ma naturalmente faremo un evento apposito nel caso in cui dovesse essere confermata questa scelta, invitando il Presidente Schifani, perché a lui dobbiamo l'organizzazione di questo evento. Inaugurata questo pomeriggio a Librino l'illuminazione artistica della Porta della Bellezza, il primo passo verso il Museo d'Arte Contemporanea a cielo aperto, ha detto il mecenate Antonio Presti. Sentiamo Orazio Longo. La farfalla come emblema della metamorfosi, Librino che si accende anche di notte. La Porta della Bellezza illuminata con 1100 metri di tecnologia LED. Un percorso d'arte, spiega il mecenate Antonio Presti, che parla di primo passo per il costituendo Museo d'Arte Contemporanea a cielo aperto. 20 anni di sacrifici, di impegno etico e civile insieme con tutta la comunità del quartiere, dai bambini alle mamme, alle famiglie, alle associazioni, al mondo della scuola. Librino può vantare che anche di notte, insieme con le opere di Fabrizio Corneli, Il sogno del sognare e Il bacio dell'amore e dell'amare, è un grande museo di luce notturna, quindi anche di notte venire a Librino è un valore di bellezza, di condivisione e di restituzione.
Per il sindaco trantino si tratta di un'opera emblematica per il quartiere, un modello da trasferire in altre zone della città per spingerci tutti a rispettare maggiormente il territorio. La tecnologia di illuminazione, finanziata dall'Unione Europea su progetto del Comune, è quella utilizzata nei centri storici tramite flussi luminosi, tesa a garantire il contenimento dei consumi energetici in un'ottica di minor impatto ambientale. Le opere in terracotta che compongono il bassorilievo, realizzato e donato dalla Fondazione Fiumara d'Arte, hanno visto la partecipazione degli abitanti del quartiere, coordinati da artisti e architetti. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare della processione di Santa Lucia. Tra poco. Bagno di folla a Siracusa per Santa Lucia, portata in processione da Piazza Duomo alla Borgata. Domani arriverà il corpo da Venezia. Francesco Aloi. Sono le 15:30 quando Santa Lucia si immerge tra i suoi devoti. Piazza Duomo stracolma. Gli applausi, il messaggio dell'arcivescovo che cita la lettera inviata dal Papa e il via alla processione. Tutto dipende da questa campanella. Cosa si prova a dettare i tempi della processione? Veramente è un'emozione è unica, dettare i tempi, perché si fa con il cuore, con amore e con fede. Si va a passo lento, nuvole e vento forte che hanno segnato la mattinata spazzati via. La serata è tutta per lei, Lucia accolta da un bagno di folla. Telefono alla mano per scattare una foto da mandare a chi? Per conservarla nella mia galleria come ricordo. Un ricordo da portare sempre con sé, ma qui, lungo la processione fino alla Borgata, i devoti arrivano da ogni dove, dalle grandi città ai piccoli paesini. Arriviamo da Capracotta, un paese in provincia di Isernia, Molise. Viva Santa Lucia! Melodie in reparto, l'iniziativa organizzata all'ospedale di Agrigento per i pazienti del reparto oncologico. Davide Sardo. La musica come supporto terapeutico, sostegno emotivo e fonte di equilibrio interiore che dona conforto e riparo anche dalle più gravi difficoltà dell'esistenza. E le note del violino di Francesco Nicolosi sono state un dono di conforto e riparo per i pazienti del reparto oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La musica è uno strumento importante di terapia. La musica agisce sull'aspetto emotivo, sull'aspetto fisico, sull'aspetto emozionale e quindi rappresenta uno strumento che crea benessere e creando benessere è uno strumento di terapia. Un'iniziativa di condivisione e di speranza che ha regalato sorrisi ai pazienti e ai loro familiari e tanta commozione. Io 9 anni fa ho avuto un tumore al seno, sono stata una paziente di questo reparto oncologico e sono molto affezionata e quindi voglio dare un sorriso ai pazienti di questo reparto in un momento così particolare. L'iniziativa intitolata Melodie in reparto è stata organizzata dall'associazione Solideali. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva perché il Catania domani gioca al Massimino. Siamo alla pagina sportiva, al calcio. Il Catania gioca domani pomeriggio al Massimino contro il Potenza, il primo di un doppio impegno casalingo dal quale il vicepresidente Grella si aspetta il massimo dei punti. Uniti per centrare il successo, che non è solo quello contro il Potenza, prossimo avversario domani al Massimino. Lo sguardo di Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania, è rivolto ad altri obiettivi futuri ed ha voluto lanciare un messaggio chiaro di compattezza ieri pomeriggio incontrando la stampa per i consueti auguri natalizi, che arrivano alla vigilia di una gara importante con i rossazzurri che in caso di vittoria, oltre a dare continuità, scavalcherebbero proprio i lucani in classifica. È il primo di un doppio impegno casalingo dal quale Grella si attende 6 punti. Poi a gennaio la squadra verrà rinforzata utilizzando il budget che già c'è, lavorando anche per piazzare gli esuberi. Ma intanto testa al Potenza e capacità di gestire la pressione. Abbiamo scelto Catania, una piazza sì importante. L'abbiamo scelta per cosa? Per essere ambiziosi, per il successo, per vincere. Allora dobbiamo essere anche bravi
la pressione chi ce l'ha? I più forti. Penso che le squadre di media classifica abbiano pressione, quindi deve essere un privilegio avere la pressione e la devi vivere nel migliore dei modi, poi la devi anche saper gestire. Sul fronte formazione in difesa c'è il dubbio Castellini, out Guglielmotti, oltre Di Dacchio e anche Betters. Toscano comunque riavrà Adamonis che ha recuperato da una forte contusione, Anastasio che ha scontato la giornata di squalifica, ma il tecnico deve decidere dove schierarlo, se come braccetto dei 3 in difesa oppure esterno in centrocampo. Da questo dipenderanno anche gli eventuali utilizzi di Ierardi e Lunetta. Difensore centrocampista sono in preallarme. Davanti invece sembra scontata la coppia Stoppa-Jimenez con Inglese, riferimento offensivo, e il giro di boa del torneo è farla al meglio, è quello che conta. Su questo sono tutti d'accordo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.